Inutile l'assenza della Lega ieri ai 300, posizione che non sa fare l'opposizione e in linea con l'oblio degli ultimi 15 anni. Anche ieri ha preferito smarcarsi dal prendere responsabilità politiche e sociali verso la città. Questo è il pesante affondo del vice sindaco in merito ai banchi deserti in consiglio comunale. È una sconfitta per la città fondamentalmente e credo che sia una sconfitta anche per la minoranza, che mette in atto degli strumenti davvero che non hanno efficacia. Dura la replica di Giancarlo Gentilini, accusato a sua volta dal sindaco di essersi ritirato sull'Aventino. Vede, signor sindaco, anche lei interessava la sedia per appoggiare quella parte del corpo che sarà osannata e idolatrata nel raduno dei gay a Treviso. Fatto sta che tra baruffe trevisane e spaccature ideologiche la delibera del quarto lotto ieri è passata con 18 voti a favore. Maggioranza alle prese anche con la minoranza interna, con la consigliera Maristella Caldato che votando contro ha definito il progetto peggio di una cambiale in bianco, un Bartoel. Ieri la sua accorata arringa contro il suo stesso partito. Le pesanti discriminazioni messe in atto nei miei confronti da questa nostra politica non mi intimoriscono. Astenuta la consigliera Antonella Tocchetto. Ho trovato giusto, anche per la mia posizione avuto in tutti questi anni sul meditare di fare nuove strade, la necessità di astenermi su una cosa che a mio avviso probabilmente non si farà mai. Favorevole il voto di Sell, ma con riserva di ottenere garanzie, così Prettigorza e Said Caibi. Per lui litigio pubblico con la Caldato, accusata di non fare squadre, eppure ripresa dal Presidente del Consiglio Franco Rosi. Ci sono consiglieri invece che si divertono. Consigliere Caldato, per cortesia. Consigliere Caldato.